Ok, buongiorno. Buongiorno. La gente è ancora nella vela di preghiera oggi? Ok, cari. Possiamo aprire le nostre Bibbie? Testo di Giacomo, capitolo 5, versetto numero 16. Giacomo 5, 16. Avete trovato? Abbiamo vissuto qua una esperienza stupenda, meravigliosa questo weekend, la vela di preghiera, e io non aspettavo tanta gente, e quando la Chiesa sta in preghiera qualcosa cambia nella nostra storia, nella nostra vita. Eravamo quasi 50 lì e 36 sono rimasti fino alla fine, no? È stato veramente dei momenti molto belli. Siamo grati al nostro Dio, perché quando stiamo in preghiera cambia il nostro cuore, la nostra vita. E la preghiera, un incontro con Dio, la preghiera ci insegna questo principio. E quello testo che vorrei condividere con voi adesso parla anche di preghiera. Giacomo 5,16 dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Se noi non inseriamo la priorità della nostra vita nella preghiera, perdiamo la guarigione, perdiamo la trasformazione, perdiamo questa grande efficacia di una preghiera che trasforma. E tante volte noi stiamo perdendo una ricchezza di trasformazione perché non stiamo inserendo in Dio questa ricchezza che è con Lui. Perciò confessate i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Qual è la situazione oggi nella tua storia, della tua vita? Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Confessate i peccati gli uni agli altri affinché siate guariti. La preghiera ha una grande efficacia. Perciò pregare è un'esperienza di trasformazione di vita che Dio ci insegna questo principio. Preghiamo in questo momento. Chiudi i tuoi occhi. Possiamo pregare e pensare nella nostra vita. Pensiamo nella nostra storia. Possiamo pregare in questo momento per noi. Pensa in te. La tua priorità, il tuo tempo, e pregare gli uni per gli altri. Tante volte diciamo preghiamo da soli. Io prego a casa, ma è pregare gli uni per gli altri. È confessare i nostri peccati uno agli altri e vivere la guarigione. Nosso Padre, iniziare un culto, iniziare questo momento di una offerta a Te, iniziare questa camminata, Padre, di una consacrazione a Te, è un'esperienza di vita come popolo, come Chiesa. Ti ringrazio, Padre, perché possiamo stare assieme, possiamo stare qua come un popolo, come una gente. Un popolo santo, una gente santa, per proclamare, oh Padre, e vivere questa esperienza uno con gli altri. Quello che vogliamo, Padre, in questo culto è che lo Spirito Santo possa riempire ciascuno di noi con la tua potenza, con la tua grazia, con il tuo agire. Che lo Spirito Santo riempia il nostro cuore e che possiamo manifestare con la nostra bocca questo grande sogno, questo progetto che è stare qua offrendo un culto a Te. Con la nostra bocca proclamare quello che noi crediamo. Nel nome di Gesù, Padre, questo culto è per Te e che Tu possa abbracciare ciascuno di noi in questo momento di offerta. Amen, Signore. Amen. Cantiamo, adoriamo il nostro Dio.
La ragione della vita è amare a te, adorare a te. Cantiamo e adoriamo. Buongiorno Chiesa, approfittiamo dell'opportunità di essere in pochi, cogliamo questa opportunità per alzarci in piedi e salutare le persone che sono qua questa mattina. Dai, sono poche persone, quindi riusciamo a salutare tutti. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tu mi ungerai ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire. Cantiamo di nuovo che la nostra ragione è amare il Signore. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tu mi ungerai ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Amare te, servire te, Signore, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Amen. Che bello, no, poter dichiarare che la ragione della nostra vita è amare il Signore, la ragione della nostra vita è lodare il suo nome, è servirlo. E sicuramente chi di voi serve in un ministero sa quanto è importante e quanto è bello sentirsi pieni al servizio del Signore. E quindi che il nostro cuore questa mattina possa essere grato per ringraziare il nostro Signore dell'opportunità che ci dà di essere qua, ma anche per il suo amore per noi, ma anche per quanto Lui si preoccupa per le nostre vite, di quanto Lui si preoccupa per noi, per come Lui riesce sempre, per come Lui trova sempre il modo per dimostrarci che si prende cura di noi, anche attraverso il servizio,
Lui si prende cura di noi. Molte volte noi siamo qua davanti, o non solo, chi ha l'accoglienza, chiunque serve può dire che noi sentiamo pienezza nel cuore, perché servendo noi riceviamo qualcosa da Dio, riceviamo gioia, riceviamo pace e capiamo di più dell'amore di Dio verso le nostre vite. Quindi continuiamo a adorare il Signore, alla sua presenza, continuiamo a lodarlo. Sono qui nella tua presenza, penso a quello che hai fatto e farai a me, e aspetto con pazienza che la tua voce arrivi in fondo al cuore. Santo, giusto, fedele fino alla fine, salva, guarisce e non mi abbandonerà. Io ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei Gesù. Sono qui nella tua presenza, penso a quello che hai fatto e farai a me, e aspetto con pazienza che la tua voce arrivi in fondo al cuore. Santo, giusto, fedele fino alla fine, salva, guarisce e non mi abbandonerà. Io ti loderò perché tu sei, ti loderò perché tu sei.
Ti ringrazio per il Padre che sei. Ti ringrazio per l'amore che hai verso di noi, Signore. Ti ringrazio perché in ogni circostanza tu trovi il modo di far sì che questa cooperi al nostro bene, Signore. Io ti ringrazio per la cura ai dettagli che hai, la cura verso i dettagli che tu hai, Signore. Ti ringrazio perché non lasci mai nessun singolo dettaglio scappare dalla tua vista, dalla tua visione e dal tuo piano, Signore. Ti ringrazio davvero perché ogni cosa copre al nostro bene. Ti ringrazio perché ci ami. Ti ringrazio perché nelle tue mani, nel tuo abbraccio, noi possiamo sentire pace e serenità, Signore. Ti ringrazio anche per la Chiesa, per la tua Chiesa, per i fratelli che sono qua questa mattina e anche per quelli che non sono riusciti ad esserci, Signore. Ti ringrazio per le loro vite. Che tu possa dimostrare ad ognuno di loro il tuo amore, la tua bontà, dimostrare ad ognuno di loro la tua misericordia, Signore. Che tu possa essere continuato a glorificare in questa terra, Signore. Che noi possiamo continuare ad esaltare il tuo nome, a lodarti. Che possiamo continuare ad adorarti in verità, Signore. Amen. Ti amo, Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al calare della sera, io canterò della tua. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua tua voce. Tu mi hai guidato nel deserto, nella notte buia, sei vicino come nessun altro. Io ti conosco come padre, migliore amico mio. Io canterò nella tua sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, mi possa rendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La tua bontà mi guarda e corre verso me. La mia vita ora riposa in te, mi possa rendere. La tua bontà mi guarda e corre verso me. Nella mia vita sei fedele, dichiara. Nella mia vita sei così buono,
canterò della tua bontà. Amen. Signore, che possiamo continuare a dichiarare in eterno che tu sei buono, che possiamo continuare a lodare la tua bontà, Signore, e ad adorarti, Signore. Che ognuno di noi possa essere uno strumento nelle tue mani, Signore. E che questa mattina noi possiamo ricevere una parola da te. Magari stamattina riceveremo la parola che avevamo tanto bisogno di ricevere da te, Signore. Magari stamattina riceveremo il conforto che abbiamo tanto bisogno di ricevere da te, Padre. E io ti ringrazio perché so che farai la tua opera questa mattina in questa chiesa e attraverso ognuno di noi, Signore. E ti ringrazio per questo, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Quando abbiamo questa certezza, sicurezza della bontà del Signore nella nostra vita, questo ci dà pace e serenità. E hoje vogliamo continuare questa storia no livro di Filippesi e quanto è sicuro le promesse che il Signore ti dona, quanto ti dà questa pace e la serenità di quello che il Signore ti insegna. Stiamo studiando questo libro, abbiamo visto che nós siamo servi, nós siamo allo stesso tempo santi, ma io devo rivestirmi di un servo. Eu devo morire per me stesso per essere riempito di Cristo. Nós abbiamo imparato che Paolo prega con gioia per quella chiesa, perché era una chiesa rilevante nel predicare, nel vivere, nel contribuire com o Evangelho. Era una chiesa presente, era una chiesa che veramente aveva stata rivestita della potenza di Dio nella sua storia, nella sua vita. E a grande preocupazione che tante volte che eu ce l'ho è che le persone si convertono ma non vogliono vivere un processo di trasformazione. Ossia, hanno conosciuto Gesù, sono stati battezzati, ma sembra che sono fermati lì. E che quando si fermati ali, non è fermati, stanno rigredendo spiritualmente, stanno tornando indietro, perché la vita è dinamica. Eu non posso fermarmi. O fermarmi è retrocedere. E nós dobbiamo continuare in questo processo contínuo di trasformazione nella nostra vita. E nós entramos em uma batalha espiritual muito profunda. Nós vivemos de batalha em batalha, nós vivemos de cresta em cresta, nós vivemos de conflito em conflito, mas nós não podemos desistir. E é questo princípio hoje que nós vogliamo camminare em um texto qua que é muito precioso, Filipenses 1:6. É a constância della camminata com o Signore. Filipenses 1:6, qual é a prima frase? Io ho questa fiducia. Tu credi veramente in Dio o no? Tu credi veramente in Dio? Tu sei sicuro che Dio ti ama? Tu sei sicuro che Dio ha iniziato una opera nella tua vita e Lui porterà questa opera fino alla fine? Tu sei sicuro che quello che Dio agisce nella tua vita è per amore? Tu sei sicuro di quello che Dio sta facendo nella tua vita è per una trasformazione e che tu possa essere completamente trasformato, santificato, purificato da Lui e è Lui che sta togliendo delle aree della tua vita che tante volte ti piace. E è questo processo che Dio sta lavorando nella nostra vita. Perciò che il testo comincia, io ho questa fiducia. E qual è la fiducia? È scritto lì. Qual è la fiducia? Colui che ha cominciato in me, in te, in voi, in noi, una opera. La opera che Dio sta facendo nella tua vita è una opera buona. E è interessante vedere questo testo. Io ho piena fiducia che questo Dio che ha cominciato in me una opera buona la condurrà. Perciò tutte le cose che succedono intorno a me oggi è una opera buona del Signore.
E é um privilégio estupendo do Signore e la condurrà quanto? Fino a quando? Ao giorno di Cristo. Nosso Padre, vogliamo predicare, ascoltare e vivere la Tua parola. E allo Spirito Santo, Padre, che possa rivelare nella nostra vita e rivelare in noi tutto quello che è Tuo. É o Espírito Santo, Padre, que possa agire nella nossa vida, portare um ânimo novo nella nossa história. E é aquilo que vogliamo vivere questa mattina, no nome di Gesù. Amém, Senhor. Qual é a opera buona che Dio ha cominciato nella tua vita? C'è alguma coisa nella tua vita che tu non vuole che Dio scopra o no? C'è qualcosa nella tua vita che tu litiga a Dio? Questa área della mia vita non tocca. Sabe quelle cose che noi abbiamo tante volte? Já condiviso com voi, ho vissuto un periodo nella mia vita, quando mi sono convertito, io ero un dipendente dell'alcol. No? E in quell'inizio lì era una situazione delicata nella mia vita, perché io non volevo abbandonare quello che mi piaceva. Ossia, tanti di noi c'è qualcosa nella nostra vita che ci piace tanto e noi diciamo, Dio, ho fiducia che tu condurrà questa opera, ho consegnato la mia vita in te, ma questa area non toccare. Ma Dio vuole toccare in questa area perché Lui vuole santificarti e cambiare la tua storia. E qua noi abbiamo questa promessa del Signore. E la promessa del Signore che quando Lui inizia una opera nella mia vita, la condurrà fino alla fine. Quando Lui inizia una opera nella mia vita, Lui prende sério. Quando tu hai fatto quella decisione di seguire a Cristo, quando tu hai fatto quella decisione pubblica di un battesimo, quando tu hai detto, Dio, eu consegno la mia vita a te, fai della mia vita quello che tu vuoi, Dio ha detto, ok, Caio, è serio? Io ti prenderò adesso e farei di te quello che io sogno, quello che io desidero. Io vorrei adesso cambiare e trasformare la tua vita. Perciò quando Dio inizia una opera nella nostra vita, io devo sapere che Dio non abbandona la mia storia mai. Dio è costante. Dio è perseverante con me. Dio non mi abbandona mai. Quante volte nella nostra storia noi abbiamo girato le spalle al Signore, abbiamo abbandonato il Signore, ma c'era sempre Dio là che ci guardava e nel momento che abbiamo fatto un piccolo ritorno, Dio già stava pronto a abbracciarmi. Qualcuno già conosce la storia del figlio prodigo qua o no? Ossia, il ragazzino va, ma il padre lo aspetta. Perché o padre aspettava la trasformazione del figlio. E anche succede con noi. Noi iniziamo questo processo di camminata con il Signore, iniziamo questo processo di vita con il Signore e adesso il Signore sta dicendo, Caio, io comincio a lavorare nella tua vita e io vorrei che tu arrivi a una perfezione nel futuro. E noi stiamo vivendo questa esperienza con il Signore di trasformazione di giorno in giorno. E perciò che quando Dio inizia questa opera non ci abbandonerà mai, Dio è costante. Io non sono. Tu non sei costante. Chi já ha abbandonato qualcosa che ha iniziato qua con il Signore? Chi já está pensando em abandonar qualcosa que está facendo pelo Signore? Io no. C'è qualcuno qua che ha iniziato un ministero nell'opera del Signore e já está dizendo, ma fino a dicembre io mi fermo. Fino al prossimo anno mi fermo. Qualcuno sta cominciando qua? Se qualcuno vuole fare questo, vai parlare con me, o mio ufficio pastorale qua, dobbiamo avere una chiacchierata, prenderò il mio bastone e lascerò al mio fianco qua, e già sono pronto a togliere le tue gambe e dire, non si abbandona la opera del Signore. Non si abbandona le responsabilità che abbiamo preso. Non si lascia indietro le responsabilità che abbiamo preso. Perché il Signore che comincia in me una buona opera, la manterrà fino alla fine. E il Signore è il mio esempio. Perciò quando iniziamo una opera, andiamo quando? Fino a quando? Fino alla fine. Perciò iniziare qualcosa è facile, semplice. Adesso inizio a cantare no gruppo musicale, adesso inizio a suonare, adesso inizio con i bambini, adesso inizio con i giovani, adesso inizio è facile. Adesso inizio incontro di preghiera, è facile. Mantenere è l'altra storia. Arrivare fino alla fine sono pochi. Perciò adesso inizio incontro di preghiera, ma dopo, no secondo incontro, já è successo un imprevisto. Imprevisto? Mi è successo qualcosa. Che non è successo? È mancanza di costanza, mancanza di responsabilità, è mancanza di imparare quello che il Signore mi insegna. Il Signore mi insegna che quando si inizia, non si abbandona. La nostra vita è una strada in salita, il Signore lo sa.
A nossa vida é uma estrada que nós estamos vivendo e sofrendo, o Senhor lo sa. Mas nós não podemos abandonar. Tra pouco haveremos um encontro de cópia. E qual é o objetivo de esse encontro de cópia? É manter um matrimônio. Estava lendo adesso em indagine. Em Europa, qual é o país que ci sono più divórcio? Não é Itália. Portogallo. Itália me sembra que é o terceiro ou quarto país, o segundo país, não me recordo adesso. Quantas pessoas estão se esposando para pensar em um divórcio? Não existe questo. Não sei se avete capito. Não existe a possibilidade de um divórcio, nem anche de pensar em um divórcio. Se qualcuno já está pensando em abandonar o marido ou a moglie, mas uma vergonha, não? Te converte a Cristo, tu hai preso uma decisão com teu marido e com a tua moglie e que tu deve manter fino a quando? Fino a quando? Fino que a morte se separe. Não existe esta alternativa. Perciò que nós faremos um encontro de cópia per fortificare o matrimônio, per abbandonare quello cattivi pensieri, per abbandonare quegli stili di vita che provoca una separazione di coppia. Nós estamos cercando de manter e fortificar esta unidade de cópia de vida. Nós não podemos pensar em outra história. Estou dando só um exemplo de matrimônio. Na nossa vida com o Senhor, quando eu faço um matrimônio com a Chiesa, quando eu faço um matrimônio com le persone, quando eu faço um matrimônio com Dio, quando eu faço um matrimônio de responsabilidade, é per sempre. Não é quando eu posso, quando eu não posso. É responsabilidade. Perché quando abbiamo deciso com o Senhor ha detto, Caio, adesso ho cominciato una buona opera in te, e io manterrò la mia parola, che fino alla fine, agli ultimi giorni, io continuo a trasformare la tua vita. Questo è iniziato nel giorno 24 di aprile del 1981, 25 di aprile del 1981, e fino a oggi il Signore sta prendendo a sério quella decisione che ho fatto con Lui. E tante volte in questi 40 e quasi 50 anni di storia io ho mancato della mia responsabilità, ma il Signore era sempre costante con me. Perciò che ho questa fiducia che il Signore che ha cominciato una buona opera nella mia vita la manterrà. Quando il Signore inizia un processo nella nostra vita, la manterrà per sempre. Tutti i progetti del Signore Lui mantiene. E arriverà un giorno che Lui, il Dio, mi prenderà e dirà, Caio, la opera è finita, tu già sei qua nella mia presenza. Arriverà questo giorno. E quando sarà questo giorno? Io non lo so la data, ma arriverà il giorno della mia morte e che io arriverò alla presenza di Dio e Dio mi dirà, ho finito la mia opera. Vieni qua, stiamo assieme eternamente. La opera che Dio ha iniziato nella tua vita finirà soltanto quando c'è una bara e tu sarai lì dentro. Ma fino a quel momento, Dio está em um processo de transformação della tua vita. Perché Dio vuole che tu sia uguale alla persona di Cristo, di Gesù. Dio está desiderando che tu possa vivere come Gesù visse in questa terra. E è quello progetto di Dio. Perciò questa opera che inizia con Dio, Lui produrrà sempre transformazione nella nostra vita. Dio ti ama e perciò che Lui non desiste di te. Lui ti ama perciò che Lui vuole che tu ritorni alla tua origine. E qual è stata la tua origine? Quando Dio ti ha creato in immagine. Qual è l'altro essere che è stato creato in immagine e somiglianza di Dio? Qual è l'altro essere? Nessuno. Sei solo tu. Non c'è nessun essere in questa terra che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Sei solo tu. È solo o essere umano che fu creato a immagine e somiglianza di Dio. Guarda tuo fratello, a tua sorella a tuo fianco e puoi dire a tuo fratello, a sorella, tu sei stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Tu sei stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Solo tu. Não existe l'altro essere. E noi com o peccato abbiamo deciso di essere ribelli e abbiamo abbandonato tutto questo. Ma Dio non desiste di noi, perciò che invia seu Filho Gesù.
E adesso all'essere umano che c'è questa possibilità di ritornare a Dio. Dio non desiste. Non importa le tue decisioni che tu hai prese. Non importa se tu hai abbandonato Dio o no. Dio non desiste della sua opera. Dio non desiste di te. Perciò che Dio crea l'uomo, la immagine e somiglianza. L'unico essere umano, l'unico essere. La creazione di Dio. È Dio che crea te, cria la nostra vita, in modo che io possa camminare tutti i giorni con Lui. C'è un testo nella Bibbia che mi piace tantissimo, è Genesi capitolo 3, che mi piace tantissimo quello testo, che Dio ogni giorno andava al giardino per fare una passeggiata com Adão e com Eva. Tu puoi immaginare questo grande Dio che crea Adamo e Eva, che crea l'essere umano per fare una passeggiata con loro. Ossia Dio crea ciascuno di noi per camminare con noi, per fare... Fúrio, scusa Fúrio, ma mi piace tanto usare la vita di Fúrio, no? Dio crea Fúrio per entrare nella barca con Fúrio e andare a pescare lá. Io creio in questo Dio che sta lì dentro di quella barca, chiacchierando con Lui, parlando con Lui. Io creio che Dio criou la tua vita per prendere e fare una camminata in montagna con te. Stare ali parlando com te, ascoltando. Stare ali vivendo a experiência com te. Eu creio questo Dio che ci ha creato per fare delle camminate di passeggiata con noi. Perciò noi siamo stati creati per stare con Dio, ma noi dobbiamo sapere che la nostra vita deve essere integra. Dio non cammina con il peccato. Dio non cammina con i ribelli. Dio non cammina con le persone che non vogliono essere come Lui è. Perciò che Dio dà le condizioni. Vivere la eternità insieme con Dio è vivere come Lui è. Vivere con Lui è camminare come Lui è. E noi siamo stati creati per camminare con Lui, per dare gloria a Lui, per glorificarlo. Perciò quando abbiamo deciso, quando è la nostra conversione, noi abbiamo detto: Dio, prende la mia vita e fa da me quello che tu vuole. Io sono per te completamente consegnato a te. Noi che siamo stranieri qua in Italia, per entrare in Italia, qual è il documento che abbiamo bisogno, che è necessario presentare nella dogana, là quando entriamo? Passaporto. Per entrare nel regno di Dio, nel regno dei cieli, noi dobbiamo portare quale documento? Ravvedimento. Una vita ravveduta dai suoi peccati, della sua ribellione, della sua idolatria umana, e portare al Signore questo ravvedimento. Io entro nel regno di Dio. È portare questo documento di ravvedimento e credere. Marco 1,15 dice così: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Che cosa dice dopo? Ravvedetevi e credete al Vangelo. Tu já vissuto questa esperienza di abbandonare tutti i tuoi peccati? Tu já vissuto questa esperienza di ravvedimento? Tu já vissuto questa esperienza di abbandonare le cose che non sono gradite al Signore? E adesso cominci a vivere questo credere a Lui per entrare nel regno di Dio, altrimenti non entra. Il regno di Dio c'è la condizione che è il Signore che comanda. E Dio dice: è di un modo mio. Non è lavazza, ok? Ma è un modo mio. Sono io che comando qua. Caio, tu vuoi entrare nel mio regno? È per glorificarmi in una vita santa. La tua ribellione, il tuo modo di pensare è rimasto fuori. Tu non entri in questo regno in questo modo. Dentro del regno di Dio esiste condizione. Prima Pietro 1,16, che cosa dice? Interessante, lo stesso testo che Junior ha usato ieri, no? Che cosa dice prima Pietro 1,16? Poiché sta scritto? Cosa sta scritto? Siate santi perché io sono santo, dice il Signore. Se tu vuoi camminare con il Signore, questa buona opera che il Signore inizia in te è per trasformare una vita completamente santificata. Senza la santificazione noi non vedremo il Signore. Non esiste modo di vedere il Signore senza la santificazione. Perciò noi dobbiamo credere che veramente questa opera inizia con Gesù adesso nella nostra vita qua e comincia questo processo di trasformazione fino a quel giorno. Perciò noi dobbiamo vedere Gesù e la gente deve vedere Gesù in me. Quelle persone instabili, costanti, Dio dice:
Fino a quando sarai così? Oggi tu sorridi, domani malumori. Oggi tu vuoi, domani tu non vuoi. Oggi tu sei pronto, domani tu non vuoi. Ma fino a quando? Io ho cominciato una opera in te, io sarò costante. E tu hai piena fiducia di che io farò. Adesso anche tu devi continuare a essere costante in questo processo di santificazione. Tu devi essere perseverante. O progetto del Signore è questo, che io possa essere simile a Cristo. E perciò che Gesù viene. Giovanni 19:30, non dimenticare mai questo brano qua. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, che cosa Gesù disse? È compiuto. Quando Gesù è venuto in terra, è nato come un bambino, si è diventato uomo e passa per tutte le tentazioni di questo mondo che noi già abbiamo vissuto, ma non pecca e arriva fino alla croce. E che cosa Gesù dice? È compiuto. Che frase? È chiuso. È finito. L'opera che io dovevo fare, ho fatto. L'opera che io dovevo fare per la salvezza di questi uomini, che siamo noi. Gesù stava dicendo, è compiuto. La buona opera che Dio stava pensando pela Chiesa di Filippi, pela nostra Chiesa e pela nostra vita, è finita in Cristo Gesù. Perché Cristo Gesù adesso ha preso tutti i nostri peccati e portou sulla croce. Tra poco staremo celebrando la cena do Signore. Portou sulla croce, che cosa Gesù disse? È compiuto. E chinato o capo, rese lo Spirito. Eu não so come sarà la tua vita, neanche la mia. Ma arriverà un giorno che na presenza do Signore io dirò, è compiuto. È arrivato il giorno. È compiuto. E arriverà questo giorno che io dirò la stessa frase. Signore, è compiuto. Io consegno a te tutto quello. Tu puoi dire ao Signore hoje que tu está vivendo com essa experiência? Jesus foi obediente fino alla morte, a morte di croce. La nostra obbedienza è la nostra santificazione. La nostra obbedienza è camminare come il Signore desidera. La nostra obbedienza è fare tutto quello che il Signore desidera da me. È questo il senso da obbedienza. Perciò il processo di trasformazione è iniziato e non finirà. E non finirà. Che cosa ti manca ancora oggi? E Dio sta dicendo, Caio, sei tu che devi ravvedersi, sei tu che devi abbandonare. Caio, togli questo e io adesso purifico. Togli questo e io adesso trasformo. E è questo processo che noi viviamo com o Signore. Perciò il sangue di Cristo, il sangue di Gesù ci ha purificato. È compiuto. Perciò il sangue di Cristo in quel momento ha portato a noi una esperienza di trasformazione. È compiuto. Ma sono io adesso che devo ricevere questa potenza del Signore. Sono io che devo vivere questo con la gioia. Perciò che noi non possiamo mollare, non possiamo desistere mai di quello che il Signore ci ha chiamato. È questa camminata di liberazione che Dio ti chiama. Prima Giovanni 3:2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Ele sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Ele è. Cari, non è manifestato quello che tu sarai. Ma nel futuro, nel giorno di Cristo Gesù, è lì che noi arriveremo. E è lì che io apresenterò la mia vita davanti al Signore. Come tu stai se preparando per questo giorno del ritorno di Cristo? Può essere oggi. Tu puoi apresentar-se davanti al Signore dicendo, ho fatto tutto quello che tu mi hai chiesto. La mia vita è nelle tue mani. Tu puoi dire questo al Signore oggi? O c'è qualche debito nella tua vita che ancora tu devi sistemare con il Signore? È il giorno della purificazione. Perciò il potere trasformatore di Cristo, dello Spirito Santo nella nostra vita, è per questo giorno. La cena del Signore è un momento stupendo che noi stiamo perdendo oggi. La Bibbia dice che l'uomo deve fare una autoanalisi. No momento que eu prendo o pane e o cálice, eu me recordo, é compiuto. No momento que eu prendo o pane e o cálice, eu me recordo, eu devo guardar em Cristo e arrivar à sua presença. No momento que eu prendo o pane e o cálice, eu guardo a minha vida. E adesso eu faço uma autoanálise. Em quel momento eu devo passar por uma
processo de ravvedimento e confessare a Gesù la mia vita. E la Bibbia dice che io devo mangiare e bere. A Bibbia não diz que eu não devo mangiare e bere. No. La Bibbia dice che in quel momento io prendo o pane e o cálice. In quel momento eu faccio una autoanalisi. In quel momento eu sistemo la mia vita com o Signore. Mangio e bevo. Perché lì è un processo di trasformazione. È lì che io devo ricordare quello che Gesù fece nella mia vita. È questa affermazione che io devo vivere. Io non posso desistere di questo. La cena do Signore è per ricordarmi, per non desistere di quella decisione che ho preso con il Signore. Io non posso abbandonare i patti che ho fatto con il Signore, perché la fiducia che io ce l'ho, il Signore che ha iniziato la buona opera in me, la manterrà fino alla fine. Il Signore non desiste di te. Ebrei 10, 36 e 39. Infatti avete bisogno di costanza. Il Signore è costante. E tu? Ah, mi hanno detto questo, mi hanno fatto questo. Io? Avete bisogno di costanza. Affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora in un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro? Che cosa Dio dice? E se si tira indietro? Che cosa Dio dice? L'anima mia non gradisce. Ora, adesso noi possiamo dire con tutto l'orgoglio santo, no? Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, ma di quello che hanno fede per ottenere la vita. Tu ti senti una persona costante o una persona che abbandona? Tu sei una persona costante o una persona che desiste? Tu sei una persona costante o una persona che molla nelle prime difficoltà? Tu sei una persona costante o una persona che è pronta per morire con Cristo? Mi ricordo nell'ultimo messaggio che abbiamo predicato qua, Paolo era dentro di quello carcere, incarcerato là, e cantava, lui e Sila cantavano lode e adorazione al Signore. Che cosa succede? Un terremoto? Loro potevano scappare, ma loro sono rimasti lì. Hanno dato la vita per Dio e sono rimasti lì e si converte i carcerieri e inizia la chiesa di Filippi. Loro potevano dire, oh Dio, abbiamo cantato, lodato a te, tu hai fatto quello terremoto e siamo liberi. E arriva alla chiesa battista Agape a Treviso e comincia a dare la testimonianza e dire, abbiamo pregato, il Signore ha dato un terremoto e siamo liberi, siamo qui. E tutta la chiesa comincia, che bello. Ipocrisia, no? Ipocrita. Questa non è testimonianza per il Signore. È successo il terremoto, dove o meu nome sia glorificato e quello carcereiro si converte perché siete rimasti in quello carcere lì, pronto per morire pela causa di Cristo. Nós estamos invertendo i valori. Nós estamos cercando o nosso benessere e não glorificare il Signore. La obbedienza al Signore è la mia morte. La obbedienza al Signore è essere costante, è la mia morte. È pronto a morire per le persone. È lì che la costanza do Signore, la decisione di proseguire in questa camminata è la nostra santificazione. Tu sei pronto a morire per una persona sconosciuta come era Paolo e Sila per quello carceriere? Tu sei pronto a morire per qualcuno? Se tu non sei pronto a morire ancora, tu non hai capito ancora o senso do Evangelho. La costanza! Sei pronto a morire per un sconosciuto? Tante volte noi ci sentiamo buoni, no? E pensiamo, perché che eu devo morire per quello ingiusto lá? Eu sono buono. Tu non sei buono. Nós não siamo buoni. Non c'è nessuno qua che merita qualcosa di buono. Nós meritamos soltanto che cosa lá? Che cosa nós meritiamo? La nostra separazione di Dio. È questo che noi meritiamo. Ma l'amore di Dio, la costanza del Signore ci offre Gesù, ci offre la vita eterna. E ho questa fiducia che Lui manterrà fino alla fine. Efesini 1 e 2, e questo mi fa ricordare da dove sono venuto. Dio ha vivificato anche voi che eravate, chi tu eri? Morto. Noi eravamo morti nelle nostre colpe, nei vostri peccati.
ai quali in tempo vi abbandonassi seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di questo quello spirito che opera oggi negli uomini? Ribelle. Era questo io. Questo eri tu. Una persona malvagia, ribelle. Adesso sei stato convertito. Sei adesso una persona trasformata in Cristo per vivere questa costanza, questa perseveranza nel Signore. Tu non sei meglio degli altri, ma Cristo ha trasformato la nostra vita e ci ha vivificati. Adesso noi siamo una nuova creatura per vivere per Lui. Noi siamo una nuova creatura per ritornare a essere immagine e somiglianza di Cristo. Siamo una nuova creatura per glorificare il Signore con tutta la nostra vita. Luca 9,62, Gesù disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è andato per il regno di Dio. Tu hai messo la mano all'aratro? Va. Tu hai deciso per Cristo? Va. Tu hai preso la decisione di servire il Signore? Va. Perché se tu ritorna, tu non sei più adatto al regno del Signore. Va! La costanza. Perciò che Dio ha iniziato una buona opera nella tua vita e la manterrà. Leggiamo nuovamente questo testo, Filippesi 1,6. E ho questa fiducia. Colui che ha iniziato, interessante questa parola adesso, una opera buona in te. Quello che Dio sta facendo in te è buono. Non ti lamenti. Ah, pastore, mi è successo questo. Non ti lamenti. Dio ha iniziato una buona opera in te. Non lamentarti di nulla, perché il Signore sa quello che ha bisogno di trasformare nella tua vita. Ah, ma non lamentarti di nulla. O Signore sta iniziando una opera buona in te. Non lamentarti. Ha cominciato in voi una opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio, quando inizia, finisce. Quando Dio fa una promessa, la mantiene. Quando Dio afferma una cosa, succederà. Con te o senza di te. Ma Dio la manterrà. Dio ha iniziato una opera buona nella tua vita e la manterrà. Tu credi nel Signore? Tu hai questa fiducia? Ringrazia a Dio perché questa opera Lui la manterrà. Preghiamo. Pensa nella tua vita. Qual è l'opera che Dio ha iniziato in te? È una trasformazione. È la santificazione. Qual è la opera buona? Quante volte tu già hai desistito di qualcosa? Era una vergogna. Quante volte tu hai abbandonato qualcosa? È vergognoso, è triste. Dio mi ha insegnato che quando inizia, va fino al compimento. Adesso questo processo di santificazione io devo mantenere. Ci saranno tanti momenti che saranno contro la mia volontà. Contro. Ma è lì. È lì. La trasformazione. È la volontà del Signore che è perfetta, buona e gradita. È lì. Nostro Padre, ho questa fiducia. Tu hai iniziato in me una opera buona e la manterrà fino alla fine. Che questa Chiesa, Padre, possa avere questa fiducia. Che tu hai iniziato una opera buona. Che questa Chiesa possa avere la fiducia in te.
dunque quello che è iniziato, tu la manterrai. Che questa Chiesa sia costante, perseverante, pronta a soffrire per una causa di trasformazione, per manifestare la gloria di Cristo. E che la costanza sia la caratteristica di ogni persona qua. Unisce, oh Padre, un solo popolo, un solo spirito, un solo animo di costanza in questa gente, con tutti noi, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Parla com teu fratello, tua sorella. Não desiste. Não desiste. Uma dica, não desiste. Não abandona com esta caminhada com o Senhor. Não mola. Tu já pensato de lasciare, de abandonare? Não! Tu já pensato? Não! Não desiste. O Senhor está facendo uma transformação na tua vida. O Senhor vuole portarti a una persona perfetta al giorno di Cristo. E Lui condurrà la tua vita a quello giorno. Non desiste, perché Dio non desiste di te. Dio ti ama. E tanto. Perciò in un primo respiro per il Signore, Lui viene e ti abbraccia. Amen, Chiesa? Possiamo celebrare la cena del Signore? Siamo pronti a prendere il pane, il calice e ricordare che Cristo è arrivato fino alla croce e ha detto quella frase. Quale frase? Quale parola? È compiuto. Noi prenderemo il pane, il calice adesso e quello è compiuto. È compiuto. È per noi. È per noi. Siamo salvi. Adesso staremo prendendo il pane, il calice, il diacono, per favore, già potete cominciare a servire. Possiamo celebrare adesso con questa gioia nel Signore e già possiamo vivere questo, la esperienza di trasformazione. È compiuto. Lui ti ama, è per te. Prendi il pane, prendi il calice e che tu possa celebrare questo momento, ricordando, è compiuto per te. E se lo Spirito Santo ti parlerà in quel momento di qualcosa della tua vita, confessa. E abbandona com ravvedimento. Confessa e ritorne ao Senhor. Mentre estaremos ascoltando ou cantando com esta música, prende o pane e o cálice e estaremos celebrando a cena do Senhor. Nella
separerà. Sei morto per me, risolto per me, per salvarmi, mio Signore. Sei morto per me, risolto per me, per salvarmi, mio Signore. Quando la terra scomparirà, vedrò il tuo volto che mi dirai che tu mi ami. Alla croce adoro te, hai sparso il sangue tuo per me. No, non c'è più grande amore. Nella tomba non sei più, sei nella gloria di lassù. Nessuno ci separerà. Possiamo prendere o pane. Ricorda di quello corpo sulla croce. Gesù disse: è compiuto. Adesso staremo mangiando questo pane e staremo ricordando: è compiuto. È arrivato il mio momento di che adesso io camminerò con Lui e per Lui. È arrivato il mio momento di vivere questa santificazione. Mangiare questo pane e ricordare che c'è un'eternità. Mangiamo. Prendere o cálice, ricordare il sangue. È compiuto. Un sacrificio per purificarmi. O perdono. Non c'è più colpa. O perdono. È la guarigione. Io perdono. È compiuto. Beviamo. Grazie Padre, è compiuto. Adesso abbiamo l'eternità perché abbiamo deciso di camminare con te. Grazie Padre perché tu hai iniziato una opera buona e la manterrà. Grazie perché ho questa fiducia che la mia vita sarà trasformata, di trasformazione in trasformazione, di ravvedimento in ravvedimento. Grazie. Grazie Padre perché tu mi stai purificando. Nel nome di Gesù. Grazie Padre. Amém, Senhor. Amém. La cena do Signore non finisce se non c'è un abbraccio. Se non c'è una parola di edificazione alle persone intorno a te o lontano da te. La cena do Signore finisce quando eu posso condividere una parola dolce, una parola di edificazione alle persone intorno a me. Esci do tuo posto e edifica la persona vicino a te con una parola che possa trasformare quello cuore. Una parola di benedizione
alle persone. Esci do tuo posto, non stare lì, spero che vengano da me, no, va dagli altri e vive questo. Ok? Já abbracciato le persone intorno a te? Amém? Ok. Staremo cantando La ragione della vita e adorare il Signore. È il momento della nostra décima offerta. E se tu sei una persona tirchia che non offre al Signore, confessa al Signore adesso e abbandona questo stile peccaminoso di pensare che tu dipendi dal Signore. Sono forte con Lui che mi fortifica. E o momento adesso è un momento di gioia. E non è perché abbiamo bisogno, no. È la nostra offerta al Signore. E faremo questo con gioia e allegria. Cantiamo, adoriamo e offriamo al Signore. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tu mi ungerai ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che dimori nella casa tua per sempre. Certo bene mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tu mi ungerai ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzare le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Nosso Padre, grazie. Offrirti
consacrare. Grazie, oh Padre, perché siamo liberi per te. E grazie che tu ci sostieni. Grazie, oh Padre, che possiamo uscire di qua con una piena fiducia che tu hai iniziato una opera in noi. E grazie, oh Padre, che possiamo uscire di qua con piena fiducia che tu ci sostieni questa settimana. Tu ci manterrai qua. E grazie, Padre, perché tu ci hai donato tutto quello che abbiamo bisogno e oltre. Grazie. Grazie per la tua Chiesa, la fedeltà del tuo popolo. Grazie, oh Padre, di proclamare la tua parola con la tua gioia nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi? Sono gli avvisi. Grazie. Quali sono? Ce l'hai lì. Ok, convegno di coppia. Mancano 3 settimane, 2, 1, 3 settimane, ok? Ok, se qualcuno ancora pensa di andare, parlate con noi, ok? Siamo grati a Dio pelo gruppo che stiamo andando lì, portando. C'è ancora qualche dolce lì, è dolce oggi? Ok? E se volete aiutare, ok? Porta a casa, mangia oggi come un dessert, ok? E per aiutare anche questo convegno. L'altro avviso, incontro delle donne che sarà il 29 di novembre, ok? C'era una relatrice che ha vissuto l'esperienza fortissima in questa area della anorexia, no? E invitate i vostri amici e le vostre nemiche, ok? 29 di novembre qua, ok? Ci sono corsi dell'associazione, ok? Se tu non sei iscritto, pode parlare con Pietro, con Walter, ok? Sulla nostra associazione ci sono incontri, eventi, e anche la nostra chiesa qua c'è questo affitto nel nome dell'associazione, perché in Italia ci sono tante regole che noi dobbiamo rispettare, perciò l'associazione che fa l'affitto di questa sala, non la chiesa. Anche se siamo un ente ecclesiastico, noi come chiesa noi non possiamo affittare una sala come questa. In Italia non può. Così come associazioni noi possiamo affittare questa sala. E è interessante, queste strutture sono 2 destinazioni di uso. Questa sala è una destinazione. Di là in poi, da quella parete là in poi, è l'altra destinazione. La Chiesa può affittare quella, ma non può affittare questa. Perciò l'associazione anche è che firma questo contratto. Se tu non hai capito, neanche io, ma è la legge italiana. E noi dobbiamo rispettare la legge italiana. Perciò l'associazione è che affitta tutta questa struttura. Perché come Chiesa noi non possiamo. E come sicurezza in tutte queste questioni qua. E così abbiamo un'associazione con i corsi e con incontri che abbiamo. Avanti. Ok, laboratorio di cucito che già è iniziato. Corsi di lingua italiana. Non per gli italiani, per gli stranieri come noi, ok? Va bene. Ottobre corso di chitarra acustica, batteria, canto basso, potete parlare con la Jacqueline, potete parlare, canto base. Ok, patchwork, questo già sta da 12 anni, penso, no? Ok, giovedì, venerdì. Ok, gli altri avvisi qua. Sono arrivati i materiali, i libri per il corso di teologia. Partiamo sabato il 15 di novembre alle ore 19, ok? Potete parlare con me, già ce l'ho lì il libro in mano. E partiamo il 15 di novembre, sabato alle ore 19 qua in chiesa, ok? Dopo vediamo se c'è un gruppo, possiamo fare anche domenica alle 9. Ma il primo corso sarà sabato alle 19. Ma parlate con me che in modo possa scrivere, ok? Ok. Natale, il nostro culto sarà alle ore 18h30, ok? I nostri fratelli cinesi faranno o culto ao pomeriggio in questa sala e dopo noi faremo il nostro culto qua in questa sala. Una bellissima esperienza come chiesa che abbiamo questo privilegio di stare con i nostri fratelli qua, ok? Loro faranno il loro culto di Natale e dopo sarà il nostro culto, ok? Ok, corso di teologia. Guerrieri di uomini comincia adesso a novembre anche. Faremo 2 corsi, 2 gruppi di uomini che faranno questo materiale, questi studi, dopo loro faranno le altre preparazioni, ok? Ok. Ringrazio a quelli che sono stati qua nella Vela di Preghiera, meraviglioso incontro. Siamo usciti di qua quasi alle 7 del mattino, alle 6:30 più o meno, e una bellissima esperienza. E grazie, e che Dio possa continuare a benedire questa chiesa e con tanta esperienza con il Signore, ok? E anche vi consiglio
Ieri stavo assistendo al culto dei ragazzi qua, è stato un bel incontro, tanto non un dibattito, ma con tante domande e dubbi di chi sono i protestanti e della storia, ok? Se tu non hai assistito, c'è su internet e dopo tu puoi passare il pomeriggio assistendo, ok? 3 ore più o meno di incontri, quasi 2-3 ore, ma è stato un bellissimo incontro ieri dei nostri giovani, ok? Ci sono tante domande e cose lì. Ok, grazie. Dio benedica. Buona domenica. Ciao.